Nell'episodio precedente È stato proprio un viaggio stancante, Foxy! Sì! Crazy e Foxy sono andati da Mamma Mad per sfuggire al Jolly. Bene, vediamo un attimo come va. Dai, mamma, rispondi! Purtroppo però lui li ha sentiti rapendo quindi Mamma Mad. Mamma Mad, se ti vuoi liberare, devi dirmi dov'è la cassaforte! Cassaforte? Ma di cosa stai parlando? Il Jolly vuole la cassaforte. Non vi dirò mai cosa c'è in quella cassaforte, perché solo io diventerò il padrone del mondo. Io, solamente io potrò governare il tempo. Diventerò il padrone! Cosa ci sarà veramente all'interno? E cosa significa che potrà governare il tempo? Foxy! Crazy! Questa cassaforte può controllare il tempo, meglio quello che c'è dentro! Sei pronto? Sì! Andiamo! Sono scappati! Seguimi, Mamma Mad! Sono scappati! Te l'avevo detto che Crazy e Foxy sono più furbi di te! Anche se Foxy è un pochino stupidello! Ma che dici, Mamma Mad? Te lo faccio vedere io come sono stupidi! Stupidi loro! Ma cosa stai dicendo? Basta dire cavolate! Andiamo, che oggi c'è una brutta giornata! Foxy, ti avevo detto di passare alle barriere forti, no? Sono passato alle barriere forti! Ma che stai dicendo? Dobbiamo utilizzare le cose per guardare! Il coso! Ma questo coso è un qualcosa che buca, non lo so, dobbiamo aprire la cassaforte! Allora, apriamola! Ma che stai facendo? Ma cosa dici? Lascia fare a me, non si rompe. Forse è meglio passare alle maniere di Foxy. Crazy, lascia fare a me, fammi sentire il È una cosa veloce prima che il Jolly viene. Ti ricordo che c'è mia madre là che è intrappolata, l'ha rapita. Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Razza di merda, fammi ascoltare a me. Oh, mannaggia a te. Aspetta, zitto. Ok. Lo sento, aspetta, zitto. Ok. Ok, riesco a sentire qualcosa, Foxy. Che fai? No, non ti fai! Che fai? Mi frenato! Ma lo capisci che di qua sento tutto e mi fanno... Ma non fai la prova al microfono! Stai zitto! Io non riesco a sentire niente, tu? Io riesco a sentire le macchine che passano fuori dal balcone. Ma che c'entra? Vabbè, meglio che non parlo! No, non si sente niente, mannaggia, Foxy! Non abbiamo speranza a questa cosa! È impossibile! Il Jolly sa come aprirla sicuramente e noi no! E mia madre è ancora intrappolata là! Il Jolly sa come aprirla! Oh cavolo! Effettivamente potremmo ingannare il Jolly e farci dare il codice per aprire la cassaforte! Foxy, sei un genio! L'ho sempre saputo! Ok, non esageriamo adesso! Vieni con me! Crazy, ma perché siamo tornati in questo posto? Foxy, non c'è tempo di spiegarti! Seguimi e porta la cassaforte! Ho in mente un bel piano! Ok, molto piano! Foxy! Guardala! Ok. Fermo, stai zitto, Foxy! Ma che posto è mai questo? Scusami. Proviamo a entrare. Ok. Innanzitutto, questi sono i nostri. Vieni, il tuo. E questo è il mio. Ma questo posto io non l'ho mai visto e non mi sembra neanche un nascondiglio. Molto strano. Ok, Foxy, qua mi sembra abbastanza libero. Sì, non c'è nessuno, vai tranquillo. Mi sei detto? Sei l'ho sentito! Jolly, dove sei? Jolly! Dimmi dov'è mia madre! Dov'è? Sei in guardia, Foxy! Sei in guardia! Razza di stupidi amici rosso-blu! Non potete riuscire ad aprire la cassaforte perché solo io ho il potere! Solo io! Wow, eccoti qua, Jolly! Innanzitutto dov'è mia madre? E soprattutto hai capito, Foxy? Noi non abbiamo il codice! Io ce l'ho il codice! Il codice Sì. ce l'ha! Forse lo vuole da noi! Come? Ce
avere il codice, come avete fatto? Ma no, ce l'abbiamo il codice, sì. Diglieli come l'ho trovato io. L'abbiamo trovato in un luogo segreto. Sì. Ma che vuoi prendere in giro? Dai, che vuoi prendere in giro? Sappiate che io ce l'ho anche il codice. Ah sì? E vediamo qual è questo codice. Qual è? Vediamo se è giusto. Sì, qual è? Il 2801. Oh, sì, è giusto. Allora, è giusto o no, razza di idioti? Sì, adesso andiamo a controllare. Dai, un secondo. Andiamo a controllare. Un attimo che controlliamo e vediamo se è giusto. Ciao. Ehi amici, ma dove andate? Oh cavolo, il codice! Fermi Corri. Andiamo, corri. Ehi, dove andate? Razza di scemi! Venite qua! Datemi la cassaforte! Venite! Ok, piano. Ok, piano. Foxy, vieni qua! Vai! Abbiamo questa cassaforte! Sì! Wow! Capito, Foxy? Grazie a quello che c'è qua dentro riusciremo a governare il tempo! Aprilo! Ok, inserisco il codice. Aspetta! Qual è? Mia mamma, non l'abbiamo salvata! Cavolo, mia mamma ce l'ha ancora noi! Abbiamo questa cassaforte, torniamo là e salviamo mia madre! Crazy, ma qual era il codice? Ma come qual era il codice? Ce l'ha detto, era 2801! Ah, sì, giusto! 2801 374554 274. No! 2801 e basta! Ok, mettiamo 2801. Ok. Oh! Wow! Ma quanto è grande qua dentro! Ok. Oh cavolo, aspetta, ma c'è una cosa qua dentro. Ma che cos'è questo coso? E poi come fa a entrare sto coso grande in una cassaforte così piccola? Ma che cavolo? Crazy, ma questo è un coso magico! Sì, sicuramente un qualcosa che non... Sì, no, evitiamo. Che poi qua, no? C'è anche un cassetto, ma... Impossibile da aprire! Signorissimo. Ok, e questo... come farebbe sto coso a governare il tempo, eh? Ok. Ma c'è una leva! Sì, però è meglio non toccarlo. Chissà come si usa. Ma dove siamo, Foxy? Oh cavolo! Dove siamo finiti? Posso... Ma questa... Ma siamo davanti in casa di mia madre! Guardala! Oh! Foxy, ok. Non so se hai capito. Quelli eravamo noi. Ma che cosa sono questi? A proposito, è vero, ma noi non avevamo questi orologi. Aspetta. Ma che cos'è questo tempo? 4 minuti e 50? Tra 4 minuti e 50 moriremo! Ma che stai dicendo? Zitto, che potrebbero sentirci. Praticamente, a quello che ho capito, siamo qui e siamo nel passato, perché quelli eravamo noi. Aspetta, Crazy, non ci ho ben capito. Noi siamo nel passato, ma siamo quelli del futuro. Che siamo tornati nel passato dal futuro. Ma che dici? Ma che dici? Allora, quella là, hai presente il Jolly? Ha detto che possiamo governare il tempo. Quella là si sta facendo governare il tempo. Siamo nel passato. E tra 4 minuti sì, ritorneremo nel presente. Oh cavolo, dobbiamo stare attenti, Foxy, dobbiamo stare attenti, perché non dobbiamo farci scoprire dai noi del passato, o potremmo alterare il futuro. E quindi a quello che ci ho capito,
non ci ho capito niente. Ah, vabbè, lascia stare. Adesso dobbiamo solo andare a salvare. Cioè, no, in realtà dobbiamo ritornare tra 3 minuti nella normalità e andare a un'ora fa. Sì. Prima che il Jolly rapisse mia madre. Non ho capito. Foxy, ascoltami bene. Ti sto dicendo che questa qui è una macchina del tempo. Jolly, ma non hai niente da fare. Sta zitta! Tanto non ce la fai a prendere la cassaforte. Ma che dici? Loro pensano di essere furbi, sì, lo pensano, ma non la sanno usare. Mamma Med ti aspetta un qualcosa che neanche ti aspetti. In che senso? Vedrai, vedrai.